Grazie mille. Queste presentazioni che vengono fatte sono presentazioni di volumi che vengono prodotti dall'Associazione Elveses con il cuore e soprattutto con dei collaboratori veramente validi. Sono dei libri che vanno a presentare delle specificità della nostra Valbelluna, poi avrete modo di vedere più nel dettaglio e andiamo a vedere come si può percorrere la nostra Valbelluna a piedi, pedalando, cosa si può trovare dal punto di vista enogastronomico nella nostra area bellunese. Tutto questo è un regalo preziosissimo dal mio punto di vista che un'associazione fa a tutti noi cittadini, e lo dico da cittadina bellunese, perché non si dà molto spesso per scontato che le cose debbano avvenire e vengano fatte dalle istituzioni, ma le istituzioni non sempre hanno né la conoscenza e nemmeno la sensibilità di riuscire a mettere a terra questo tipo di progetti. E quindi va veramente un grandissimo ringraziamento da parte della Regione Veneto, da parte mia, da parte del Presidente Ciambetti, che vi saluta tutti quanti, ma oggi oltre a essere il suo compleanno ne approfitto per fargli pubblicamente gli auguri, è impegnato a Bruxelles. Presidente che peraltro viene comunque anche lui da comunità montane del Vicentino. E quindi va questo ringraziamento da parte nostra, mia personale, anche nel rapporto umano, devo dire che si è creato in questi anni proprio con chi lavora, porta avanti, organizza, con il presidente del Veses che è qua con noi, che adesso vi presento, e di questa bellissima collaborazione che va avanti e spero che continui per tantissimo tempo, perché è un valore aggiunto non solo per il territorio bellunese, ma per il territorio dell'intero Veneto. Qui con me c'è Luciano Dalmolin, presidente dell'associazione Elveses, che ci farà una piccola introduzione iniziale su quelle che sono le attività del nostro gruppo, del loro gruppo, e le attività che poi verranno presentate oggi. Buongiorno consigliere Accestaro, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando. È per noi un grande piacere essere qui per poter mostrare dopo 26 anni che cosa abbiamo fatto in tutto questo lungo periodo. L'associazione nasce nell'anno 2000 e per volontà di alcuni appassionati del territorio ed è nata come rivista locale, all'inizio molto piccola sotto l'aspetto degli spazi e poi man mano che la rivista è cresciuta ha raccolto un po' tutto il bacino della Valbelluna. Ecco perché da diversi anni dopo questo nostro inizio abbiamo preso a cuore tutta la parte della Valbelluna, perché la Valbelluna, come diciamo sempre, è meravigliosa. È un'associazione culturale, una APS, iscritta al RUNTS, che ha circa una cinquantina di soci e tantissimi collaboratori. Tantissimi, dico, solamente l'aspetto redazionale ogni anno conta più di 150 supporti di persone, quindi è proprio un'associazione che è molto eterogenea, aperta all'ascolto e aperta soprattutto a valorizzare le specificità delle persone e soprattutto i giovani. E qui mi soffermerei per dire una cosa. La bellezza di questa associazione è fatta proprio di un mix di persone mature come posso essere io, oppure tantissimi giovani che non è vero che non si possano coinvolgere, i giovani si possono coinvolgere se la cosa è interessante e il Veses è una cosa interessante e quindi noi abbiamo dato molto spazio soprattutto alla gioventù che porta freschezza, idee e soprattutto anche tanta competenza. Grazie mille e adesso andiamo a vedere più nello specifico che cosa fa il Veses con l'aiuto di Alessia Dallò che è qui con noi e che ha saputo in questi anni essere una bellissima speaker e una bravissima speaker proprio dell'associazione. Prego Alessia. Microfono? No, ora è acceso. Grazie consigliere Accestaro per questa introduzione, per queste parole importanti che ci ha riservato. Io ho l'onere e l'onore di aprire e condurre un po' questa mattinata insieme. Parto dal dire che il Veses non è solo un magazine, è molto di più di un magazine. A me piace definirla come una comunità diffusa, fatta di volti, di storie e anche di visioni, come diceva il nostro presidente.
Il Veses nasce dal territorio, intorno al torrente, appunto il Veses, che attraversa Santa Giustina Bellunese. Da lì un piccolo giornalino è nato ed è diventato questo magazine vero e proprio. Dal 2020 questa ulteriore espansione è andata avanti, coprendo tutto il territorio destra e sinistra Piave. E oggi possiamo dire veramente con tanto orgoglio che oltre 1100 volontari hanno contribuito a quella che è la nostra storia, il nostro coordinamento. E la nostra storia non è fatta solo di grandi eventi come è anche questo, ma soprattutto di una coordinazione, di un lavoro che è quotidiano. Una cifra distintiva sono sicuramente le copertine. Noi ve ne abbiamo portato un assaggio. Queste sono le copertine dello scorso anno, del 2024, dove abbiamo affrontato l'attualità in dei temi specifici. Dovete sapere che il Veses si distingue perché ogni anno cambia le copertine e quindi dopo aver attraversato il territorio, raccontando i borghi, raccontando le curiosità e proprio anche per esempio i cibi tipici, siamo arrivati ora ad una maturazione, quella di raccontare dei temi. Ma questo anno, il 2024, è stato un trampolino di lancio per quello che è l'anno attuale, il 2025. Vedete che è pronta a metà della slide perché ci troviamo esattamente a metà anno e queste sono le copertine del Veses 2025, dove noi abbiamo voluto parlare del tema controverso. Un invito al dialogo, al confronto, ad andare anche a toccare quei temi che magari non sono proprio facili da raccontare, purché se ne parli e purché ci possa essere un confronto costruttivo, un confronto che avviene anche attraverso i nostri canali social. Ma dicevo che il Veses è qualcos'altro oltre che solo questo giornale. Il Veses è anche una casa editrice. Oggi noi parleremo dei nostri 3 best seller e lo faremo con delle giovani figure, ma voglio anche ricordare che il Veses è anche Quaderni del Territorio, delle piccole pubblicazioni che hanno un altissimo valore culturale. Cosa da sottolineare è che tutti i ricavi che vengono reinvestiti, che abbiamo dalla vendita di questi libri, sono reinvestiti nella comunità. E torno indietro perché vi voglio mostrare un esempio del come vengono reinvestiti. Per esempio, questo è il nostro cantonetta de Gena, nostro perché l'abbiamo ristrutturato e tra le altre cose questo è un posto meraviglioso all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, ristrutturato grazie all'impegno di instancabili volontari e lì abbiamo anche ospitato artisti da tutta Italia per un evento. Questo sempre è solo un esempio che vi portiamo per far vedere la tipologia di attività che realizziamo grazie al Veses. E vado avanti, questi libri avrete modo insomma di conoscerli più da vicino. Io vorrei parlare di come tutto questo si ricollega alla fine. Vorrei parlare di identità e quindi non posso non citare il marchio Valbelluna. È nato dalla visione di Daniele Paul, il nostro direttore tecnico, un logo vivo, perché è anche un logo dinamico, ed è stato donato da lui stesso alla nostra associazione. Già nella sua veste grafica ci fa capire in che territorio ci troviamo, perché riporta chiaramente i crinali delle nostre montagne e rappresenta proprio la nostra porta verso il mondo. E in particolare questo marchio, quelli che vi ho presentato, in particolare questo marchio, non sono degli strumenti che sono solo del Veses, ma sono dei mezzi che noi abbiamo il piacere di condividere con chiunque, che come noi abbia un po' un'idea, cioè quella che la Valbelluna è bella, che la Valbelluna è qualcosa di unico, di particolare, da vivere 365 giorni all'anno e soprattutto che la Valbelluna fa bene all'anima. Chiudo così, perché chiaramente, come vedete dalla slide, oggi abbiamo un claim, Valbelluna, Your Path to the Dolomites, quindi il tuo sentiero verso le Dolomiti, un vivere lento.
diventerà good for the soul, quindi buono per l'anima, e quindi vogliamo condividerlo con tutte le persone che credono come noi che la Valbelluna è un qualcosa che fa bene all'anima. Come vedete, ho provato a stare in 3 minuti a raccontarvi un sacco di cose. Il mio tempo a disposizione è finito, ma spero di avervi dato una buona infarinatura. Adesso lascerei e passerei la parola al nostro presidente. Mandiamo il video e allora andiamo a vedere il video, perché se la Valbelluna è meravigliosa ed è tutta da vivere, noi ve la presentiamo così. Meravigliosa Valbelluna, un luogo che fa bene all'anima, dove camminare, pedalare, dove vivere qualcosa di intenso, dove assaggiare qualcosa di buono. Ce la facciamo raccontare dal nostro presidente del VESES, Luciano Dalmolin. Grazie Alessia. Allora, avete visto la Valbelluna? Abbiamo voluto prima farvela vedere e adesso la commentiamo. La Valbelluna è un posto meraviglioso, è conosciuto poco perché normalmente è un'area di transito, perché la gente arriva dalla Piana, si sceglie di andare nella Gordino, in Cadore, nel Primerotto, e la Valbelluna la passa magari anche a velocità non rispettando i limiti. Invece noi vorremmo proprio riflettere su perché la Valbelluna è un posto meraviglioso. Beh, innanzitutto perché nonostante l'insediamento industriale avvenuto dopo il post-Vajont, i suoi borghi, i suoi posti sono rimasti intatti, non sono stati antropizzati. La natura è veramente folgorante, anche se abbiamo il bosco che avanza e quindi c'è veramente la lotta da parte degli agricoltori, anche nuovi agricoltori che difendono il pascolo con l'insidia del bosco che avanza. Ma è un posto straordinario, perché dovete sapere che è proprio inserita all'interno di uno spazio che ha 3 siti riconosciuti dall'UNESCO: le Dolomiti a nord con il parco, a sud dopo le Prealpi ci sono le colline del Prosecco e un pochino verso occidente c'è il sito dell'UNESCO del Monte Grappa. Quindi è un posto che è privilegiato, è come essere in un salotto. E poi è una valle orientata. E che cosa significa valle orientata? Beh, una volta era un termine che usavano per spiegare l'insediamento di una chiesa che guardava a oriente verso la luce, no? È orientata perché il suo scorrere è da est-ovest e non sono molte le valli delle Alpi che hanno questo indirizzo. C'è la Valbelluna, c'è la Valsugana, c'è la Valtellina, ma la Valbelluna è ampia.
è piena di spazio e piena di luce, è piena di colori che sono veramente interessanti. In questo periodo poi il verde è sfolgorante e si contraddistingue con l'azzurro del cielo in una maniera fantastica, e poi ci sono il colore della rosa delle Dolomiti, perché anche in Valbelluna ci sono già le Dolomiti, abbiamo la Sciara, il Pizzocco, il Sas de Mura, quindi ci sono i colori delle Dolomiti perché sono là, perché è parco. E poi è la Valbelluna dell'acqua. In Valbelluna ci sono 5 laghi: il lago di Santa Croce, il lago di Vedana, il lago del Mis, il lago della Stua in Val Canzò, il lago del Corlo, quindi c'è veramente una pluralità di opportunità, non solo turistiche, ma anche proprio paesaggistiche, con la Piave e il Cordevole che ne fanno che sottolineano queste acque meravigliose. E poi è una Valbelluna dai punti di vista. Io dico sempre: mai perdersi un tramonto andando sulla cresta della conca dell'Alpago, sedersi a monte, guardare verso occidente, vedere il sole che tramonta sopra le vette feltrine, oppure l'incontrario, andare sulle vette feltrine oppure sul Monte Avena a guardare il sorgere del sole verso la conca dell'Alpago, verso l'Oriente. E è una Valbelluna che non ha solo una caratteristica di carattere paesaggistico, è anche una Valbelluna d'arte. Ebbene, noi in uno spazio neanche di 40 chilometri abbiamo 3 perle. Abbiamo Belluno, che è una città bellissima, una città che ha origini romane e che poi ha dei palazzi veramente molto, molto interessanti, e poi sempre è tenuta come fosse il salotto di casa. Poi abbiamo Feltre che a livello culturale è veramente una delle perle del Veneto, con la sua cittadina, la sua città vecchia, cinquecentesca, e poi abbiamo Mel, un altro borgo, uno dei borghi più belli d'Italia. Quindi, facendo il giro della Valbelluna, abbiamo la possibilità di fare anche delle visite di carattere culturale. E poi la Valbelluna è uno spazio di culto, perché all'interno di questo catino, di questo emisfero, abbiamo il santuario dei Santi Vittore e Corona in comune di Feltre, che sorge lì dall'anno 1000 ed è una bomboniera bellissima, tutta affrescata, e oltretutto ci sono degli affreschi, specie quello del Giudizio Universale, che sono di scuola giottesca, quindi anche sotto l'aspetto proprio culturale, storico, è qualcosa di fantastico. E poi abbiamo la Certosa di Vedana, che è posta alla fine della via degli Ospizi, che veniva giù dalla Gordino, una Certosa antichissima che è ricca di storia e di tante cose. Quindi è una Valbelluna che ha veramente tantissime cose da mostrare, e noi oggi la mostriamo con queste nostre 3 pubblicazioni che andremo fra un po' a presentarvi. Grazie al presidente del VESES Luciano Dalmolin, e ora che abbiamo capito da dove veniamo, cosa promuoviamo e con che animo, con che spirito in particolare lo facciamo, andiamo nel cuore della nostra presentazione. Come preannunciato, andiamo a presentarvi quelli che noi definiamo i nostri best sellers. Iniziamo dal primo, che è ormai già alla 4ª ristampa, più di 7.000 copie, pensate. Abbiamo qui con noi uno dei 2 autori, Enrico De Martini, che con Alberto Scariot ha ideato questo capolavoro che ci porta a passeggiare 365 giorni all'anno in Valbelluna. Buongiorno a tutti. Accendi? Buongiorno a tutti e grazie per avermi dato la possibilità, anche a nome di Alberto Scariot, coautore, di presentare appunto il libro Sguardi sulla Valbelluna, che proprio quest'anno compie 10 anni. Quindi un bel traguardo, insomma, ecco, per questa pubblicazione. Ecco, fin dai primi numeri del suo giornale, nel lontano anno 2000, l'Associazione Culturale Veses ha dato particolare rilevanza alla scoperta del nostro territorio, del territorio della Valbelluna, proponendo con la sua rubrica Camminare in compagnia degli itinerari che permettessero al lettore, attraverso delle passeggiate poco impegnative, di gustare questi piccoli borghi immersi appunto in un territorio appunto ben curato e ricco di spunti naturalistici e culturali. Dal 2005 al 2010, con cadenza mensile, io e Alberto abbiamo proposto 64 itinerari
in questa rivista, appunto nel giornale di Veses, suddivisi nei territori amministrativi dei comuni di Belluno, Cesio Maggiore, Feltre, Fonzaso, Lentiai, Limana, Melpe, D'Avena, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Sospiolo, Sovramonte e Trichiana, 14 comuni. Nel 2014 poi è maturata l'idea appunto di raccogliere questi itinerari in un libro, appunto Sguardi sulla Valbelluna, nel quale alla fine sono stati ripresi 58 percorsi, in parte rivisti rispetto alla proposta iniziale. La maggior parte degli itinerari si colloca nella fascia pianeggiante e collinare della Valbelluna, a quote comprese tra i 300 e gli 800 metri sul livello del mare. 5 itinerari si sviluppano parzialmente all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, mentre altri 2 ne lambiscono i confini. Inoltre abbiamo uno dei percorsi che si sviluppa interamente all'interno del Vinchetto di Celarda, appunto di questa riserva naturale. Trattandosi della raccolta di articoli pubblicati con cadenza mensile, con la prima edizione si era pensato di raggrupparli in 2 volumi distinti per stagione, primavera-estate e autunno-inverno. A partire dalla prima ristampa, poi, per questioni di praticità e di costi, si è optato per un unico volume, togliendo rispetto alla versione originale la foto in doppia pagina. Come si può vedere adesso in questa immagine di esempio, gli itinerari hanno nella maggior parte dei casi uno sviluppo ad anello e questo è sicuramente un elemento di forza per questa pubblicazione. Fanno eccezioni solo 2 itinerari che sono appunto il crinale del Monte Garda e la Valle di San Martino, nei quali l'andata e il ritorno appunto si compiono per lo stesso tragitto. La lunghezza media dei percorsi è di circa 7 km e nel complesso non presentano grandi difficoltà se non quelle legate alla lunghezza, che per 5 itinerari risulta superiore ai 10 km, e al dislivello, che per 7 itinerari supera i 500 metri. Questo fa sì che il libro sia particolarmente adatto a suggerire passeggiate per famiglie, con o senza passeggino al seguito, visto che io li ho provati tutti appunto con varie modalità. Ecco, i sentieri, appunto i percorsi proposti non trovano riscontro in termini di segnaletica sul territorio, pur appoggiandosi spesso a cartelli o indicazioni riferite a pubblicazioni analoghe. È quindi necessario che venga prestata particolare attenzione alla descrizione dell'itinerario e alla lettura della corrispondente mappa dove è riportato il percorso. Inoltre, per una più agevole consultazione, i riferimenti che sono stati riportati nel testo sono stati ripresi anche con dei numeri sulla mappa e nel riquadro centrale. Nello stesso riquadro centrale sono state inoltre riportate delle indicazioni principali per la percorrenza di questi itinerari. Ecco che vedete appunto questa immagine di esempio, vedete la parte centrale che riporta appunto delle indicazioni sulla percorrenza, tra cui appunto lo sviluppo in chilometri, il tempo necessario per terminare il percorso a piedi, il dislivello complessivo in salita, le quote minima e massima e anche naturalmente i simboli che identificano se l'itinerario risulta poco impegnativo e pertanto adatto alle famiglie o eventualmente maggiormente impegnativo e rivolto pertanto ad escursionisti più allenati, o infine se lo stesso può essere anche idoneo alla pratica del Nordic Walking. Ecco, gli itinerari consigliati in questa pubblicazione seguono generalmente strade provinciali, comunali, vicinali e talvolta, come già precedentemente evidenziato, alcuni tratti si sovrappongono a sentieri o percorsi già individuati in altre pubblicazioni, primo tra tutte il volume Chiesette Pedemontane, Santi Guerrieri e Santi Guaritori nelle Dolomiti Bellunesi, edito dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, e poi il Cammino delle Dolomiti, un percorso anello di 30 tappe, alcune delle quali ricalcano in parte i percorsi proposti. Per quanto riguarda invece la Sinistra Piave, alcuni tracciati riprendono in tutto o in parte i sentieri illustrati nella pubblicazione Itinerari della Sinistra Piave in Valbelluna e naturalmente attiva, edite dal Consorzio delle Proloco appunto della Sinistra Piave. Ecco, tutti questi itinerari, di cui qui abbiamo mostrato solamente un esempio, sono poi richiamati in una unica mappa nelle pagine di copertina di ciascun volume per consentire un più intuitivo avvicinamento al punto di partenza.
Ecco, lasciamo partire ora la sequenza di diapositive con alcune immagini significative. Oltre al piacere di camminare, frequentando i territori descritti, si possono ammirare più di 200 punti di interesse, tra cui numerosi luoghi di culto, da segnalare in particolare, oltre alle numerose chiesette frazionali e capitelli, come già ha ricordato appunto Luciano, la Certosa di Vedana, appunto a Grondi Sospirolo, il santuario dei Santi Vittore e Corona ad Anzo di Feltre e anche il santuario della Beata Vergine Maria di Caravaggio a Travagola di Pedavena. Ma altri punti di interesse sono naturalmente ville padronali ed edifici legati all'archeologia industriale e all'agricoltura, ai quali si aggiungono poi elementi naturalistici di interesse, tra cui grandi alberi, dei paesaggi di punto di pregio e anche fiori più o meno rari. Molti di questi punti di interesse sono stati descritti in appositi box di approfondimento, nei quali si è dato anche ampio spazio alle specie animali più rappresentative che con un po' di fortuna si possono osservare o udire lungo i percorsi. In maniera analoga alle indicazioni sulla percorrenza, anche la maggior parte di questi punti di interesse sono stati localizzati sulla mappa con dei numeri, in modo tale che il lettore possa agevolmente riscontrare lungo il percorso le emergenze naturalistiche e culturali evidenziate nel testo. Per concludere, appunto, la descrizione degli itinerari e degli inserti è stata arricchita nella pubblicazione con ben 520 immagini, che ci invitano a camminare su ben 384 km di strade e sentieri, suddivisi, come abbiamo già detto, in 58 percorsi, per raggiungere il territorio di 14 comuni, con una guida pratica, maneggevole e di facile lettura. Grazie a Enrico De Martini per questo sguardo molto approfondito su sguardi sulla Val Belluna. Io direi che dopo tutto questo camminare, quello che ci fa bene è mettere qualcosa sotto i denti in pancia. Dopo una bella camminata ci sta proprio un buon piatto di cose buone. E se siete d'accordo con me, allora andiamo a scoprire il prossimo libro, Sapori di Val Belluna. Nasce grazie alla collaborazione tra il 2017 e il 2023 con associazioni, consorzi di tutela, cuochi, di quello che è il ricco parterre di prodotti tipici del territorio, e quindi ripasso la parola al nostro Presidente per una breve descrizione. Grazie Alessia, proiettiamo le immagini di Sapore della Val Belluna. Ecco, dopo il libro Sguardi su Val Belluna, in cui sono stati 2 gli autori, questo è il primo grande lavoro di equipe da parte dell'associazione. Qui hanno collaborato tantissime persone, quindi siamo partiti con 2 iniziative, le copertine del 2017 e poi del 2023, dove noi abbiamo lavorato molto su quella è la valorizzazione del prodotto della Val Belluna, perché la Val Belluna ha una spiccata biodiversità. Ci ricordiamo tutti di quello che era la vita dei nostri nonni, no? I nostri nonni, anche i nostri genitori, che naturalmente di una economia soprattutto agricola, avevano tutto il necessario attorno a casa, quindi una biodiversità spiccata ad uso familiare, dall'orto alle galline, pollame e animali da cortile. Ebbene, questo tipo di biodiversità che si è persa con l'industrializzazione in Val Belluna c'è ancora, è organizzata con le cooperative che nel frattempo hanno una mano a difendersi dall'avanzamento del bosco e naturalmente mantengono il territorio pulito, ma soprattutto mantengono i prodotti. Difatti noi con questo diciamo, libro abbiamo voluto raccogliere quello che avevamo fatto nel 2017 e nel 2023, dando appunto proprio risalto a quella che è l'identità culinaria bellunese. Qui noi siamo nati, qui noi siamo cresciuti con questi prodotti e adesso sono diventati, erano il mangiare dei poveri e invece adesso è diventato il mangiare di coloro che sanno mangiare bene, perché il prodotto è a chilometri zero, è tutelato, non è inquinato e quindi da qui abbiamo fatto questa raccolta. Non è un libro di ricette, anche se ci sono le ricette, ma è un libro proprio che rappresenta la identità di una popolazione che è quella bellunese. Quindi siamo partiti dai prodotti
E per ogni prodotto abbiamo declinato le varie possibilità di poterlo cuocere. E abbiamo visto qui, abbiamo la zucca santa e poi con tutte le ricette che emergono da quelli che sono i prodotti che si possono fare con la zucca. Come vedete, questo libro della identità culinaria bellunese, o chiamatelo pure il libro di ricette, ve lo lasciamo dire pure così, è molto semplice, ha un'immagine importante, perché sapete che oggi prima di tutto la gente vuol vedere, perché leggere magari fa un po' più fatica. Poi il ricettario si esplica con delle icone che mi danno subito l'indicazione di come preparare il prodotto. In alto c'è una spiegazione molto semplice del piatto, la preparazione, gli ingredienti. Beh, devo dire che noi abbiamo avuto un grande riscontro di questo libro, perché la gente si identifica in questo mangiare semplice, ma naturalmente dai sapori importanti. E poi naturalmente non è stato visto solo con la nostalgia di un tempo, no? Le ricette della nonna. Infatti il libro ha in ultima di copertina le mani della nonna, che è quella che ha insegnato alla nipote a produrre le stesse cose. Tutte e due hanno le mani in pasta. Quindi qui veramente noi abbiamo con diciamo il supporto dei nostri chef che lavorano insieme a noi nel territorio per fare degli eventi, ai nostri esperti agronomi, anche i fotografi. Abbiamo fatto un primo lavoro di equipe, perché questo libro non ha un autore, ma è l'autore dei figli della Valbelluna. Assaporare è qualcosa che si può fare lentamente, così come camminare. Un altro mezzo che ci permette di andare lenti e di conoscere il territorio, e anche in maniera green, è sicuramente la bicicletta. Non poteva quindi mancare un terzo prodotto editoriale, sempre curato dal Veses, insieme a FIAB, in particolare FIAB Belluno e FIAB Feltrin Bici, ma che ha visto anche il coinvolgimento di appassionati, di tecnici, di veramente tante professionalità. In totale una 60ina di volontari, per un totale, le abbiamo calcolate, 1200 ore di lavoro. 27 sono i comuni attraversati, toccati dalle tracce, 3 le regioni coinvolte, il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Un progetto grande e che si espande anche proprio nel digitale, e pensato per tutte le persone che amano la bicicletta, questo mezzo green che ci permette di andare in posti veramente meravigliosi. Chiamo qui sul palco ora la nostra Isabella Levis per presentarvi, dopo sguardi, dopo sapori, Pedalare in Valbelluna. Grazie Alessia e grazie consigliera per la vostra ospitalità. Pedalare in Valbelluna non è una semplice guida, ma un libro di promozione turistica. Ancora una volta, come Veses, abbiamo scelto con il cuore, mettendo al centro le meraviglie che caratterizzano il territorio della Valbelluna e mettendo al centro un nuovo tipo di esperienza lenta e sostenibile, l'esperienza su 2 ruote. Questo libro, Pedalare in Valbelluna, è un invito ad immergersi in un modo diverso nella natura locale, a viverla e a vivere la storia e le tradizioni di tutti quei comuni, quelle piccole località che uscendo dalla strada principale si possono trovare. Il libro è nato in assoluta sinergia con l'associazione FIAB di Belluno, di Feltre, con l'accompagnamento e l'appoggio di esperti del territorio e soprattutto anche con l'aiuto di guide di mountain bike. Il risultato di questa grande collaborazione è una raccolta di 40 percorsi che attraversano la Valbelluna in lungo e in largo, andando oltre i suoi confini, i suoi limiti geografici, e quindi accompagnando il cicloturista in un vero e proprio viaggio verso destinazioni assolutamente desiderabili. D'altronde l'abbiamo detto prima e lo ripetiamo, la Valbelluna poggia in una zona meravigliosa. Abbiamo il privilegio di vedere, di osservare da un lato le Dolomiti bellunesi, di guardare alle colline del Prosecco e di respirare quell'aria storica che gira intorno al Monte Grappa sui sentieri della Grande Guerra.
L'obiettivo principale della realizzazione di questo volume era da un lato rappresentare naturalmente la Val Belluna e dall'altro offrire una rete di percorsi adatti ad ogni tipo di cicloturista. Per questo la FIAB ha selezionato i 40 percorsi e li ha suddivisi per 3 tipologie di cicloturista e troverete percorsi per famiglie e principianti, percorsi per cicloturisti allenati e percorsi per cicloturisti invece esperti. Il libro si apre con, se vogliamo, il percorso principe della Val Belluna ed è un percorso noto non solo oltre la nostra provincia di Belluno ma oltre la regione ed è l'anello della Val Belluna ed è un percorso, una ciclovia di 80 chilometri che si snoda a cavallo del fiume Piave e da cui, se vogliamo, si ramificano la maggior parte degli altri percorsi che abbiamo inserito all'interno del volume. Percorsi che per l'appunto si articolano e si snodano attraversando non solo dei punti di interesse, ma anche delle vere e proprie perle che abbiamo la fortuna di avere nel nostro territorio e quindi vediamo alcune ascese che passano all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, come l'ascesa a Genalta, l'ascesa a Caserera, ai piedi del Monte Pizzocco, ai piedi dei Monti del Sole, l'ascesa al Rifugio dal Piazzo sulle vette feltrine e poi passiamo anche per la zona del Monte Grappa ripercorrendo per l'appunto i sentieri della Grande Guerra. Ma passiamo un attimo alla struttura e per quanto riguarda il modo in cui abbiamo deciso di articolare graficamente, di accompagnare il lettore all'interno di questa guida. Troveremo all'inizio di ogni percorso una bella immagine, un'immagine grande che aiuta il lettore ad immergersi e una breve didascalia che intende stimolare emotivamente chi ha in mano la guida. All'interno della guida il cicloturista troverà tutte le informazioni utili all'inizio per valutare e soprattutto scegliere quale percorso faccia al caso suo. E accanto alla descrizione e l'introduzione del percorso troviamo 4 inconcine che spiegano molto bene il modo in cui si presenta il percorso e in ordine abbiamo la lunghezza del percorso in chilometri, il dislivello positivo che si andrà a fare percorrendo quel percorso, il livello di difficoltà da cui appunto ci siamo basati sulle misurazioni CAI che suddivide i livelli di difficoltà in difficoltà fisiche e difficoltà tecniche e l'ultima iconcina suddivide il tracciato a livello di percentuale su percentuale asfalto, percentuale sterrato e via dicendo. A conclusione dei diversi percorsi elencati all'interno del volume troviamo dei punti di forza che non solo sono qualche chicche, qualche indicazione un pochino più pratica, ma sono anche un ulteriore invito a vivere una vera e propria esperienza. Chiude in coda ad ogni percorso una serie di immagini scattate da molteplici volontari che hanno partecipato alla realizzazione di questo volume e che intendono attirare ancora una volta l'attenzione del lettore, ma soprattutto a fargli capire che il viaggio che sta per scegliere e che l'esperienza che sta per vivere è all'interno di un territorio unico, meraviglioso e su 2 ruote. Grazie a Isabella Levis anche per il grande entusiasmo, è un entusiasmo che molti giovani portano all'interno della nostra associazione. Lo avete visto prima con il video curato da Lorenzo Cassol, cerchiamo di andare incontro alla sfida del rimanere sempre competitivi. Anche qui grazie ancora una volta alle nuove giovani forze che hanno lavorato in sinergia con quelle che definiremo le vecchie glorie, è successo qualcosa di straordinario. Ve l'ho già preannunciato in apertura, il portale web valbelluna.com, che ci piace definire più di un semplice sito web. Ce ne parla Fabio Musanni. Grazie a tutti, è un piacere veramente grande essere qui in questo palazzo a potervi presentare il nuovo portale appunto valbelluna.com che
è un portale che è stato, mi preme sempre dirlo, sempre sviluppato dal volontariato, quindi sicuramente il VESES ci ha insegnato che si possono fare veramente tante grandi cose con la forza del volontariato, e questa è una di quelle. Sullo schermo adesso potete vedere, io guarderò un po' verso lo schermo perché devo un attimo vedere cosa la parte. Purtroppo non posso farvi un live con il browser come di solito sono abituato, ma ho delle slide pronte per mostrarvi. Allora, quando entrerete per la prima volta nel sito valbelluna.com troverete innanzitutto una grande immagine, saranno degli slider, quindi l'immagine non sarà fissa, ma ci saranno i vari contenuti che verranno appunto scorsi nel mentre. Vedete anche che non ci sono solo percorsi di pedalare in Valbelluna, ma ci sono anche ricette, perché questo sito non è stato pensato solo per dar manforte a pedalare in Valbelluna, che poi vi mostrerò come, ma è fatto anche per racchiudere un po' tutte le pubblicazioni che sono state fatte appunto dal VESES che abbiamo appena visto. Vi voglio mostrare, giusto per farvi vedere un po' la struttura, una ricetta di cosa troverete. Quindi questa per esempio è una ricetta del risotto che troverete all'interno del sito con i vari ingredienti e le preparazioni. Dopodiché, se torniamo nella pagina principale, vedrete che su ogni card, diciamo, ci sono dei lucchetti aperti in questo caso, che significa che la persona ha accesso a quel determinato contenuto. Ma non è sempre così, perché se andiamo un po' più nel merito di Pedalare in Valbelluna, che è un po' diciamo quello, il libro per cui dopo il sito è nato e poi viene sviluppato sempre di più, se andiamo sulla pagina dei percorsi vedrete che invece i percorsi non sono tutti aperti, i lucchetti non sono tutti aperti, ma sono aperti e anche chiusi. Cosa significa? I percorsi saranno sbloccabili, quindi grazie all'acquisto del libro. Alla fine del libro troverete un codice coupon che sarà riscattabile, quindi una volta registrati troverete questa immagine, questa schermata dove potrete riscattare il codice coupon, e questo codice coupon vi permetterà di rendere tutti questi lucchetti aperti. In questo caso sono chiusi, ma appunto diventeranno aperti. Cosa vuol dire aperti? Andiamo a vedere un po' più nel merito quello che diciamo si può trovare all'interno di un percorso. Innanzitutto partiamo sempre con una grandissima immagine, perché deve essere quella che fa invogliare un po', come diceva bene prima Isabella, fa invogliare, fa immergere un po' la persona su quel percorso. Ci sono sempre i dati più importanti, quindi chilometraggio, le varie dislivelli, eccetera, eccetera. Se andiamo verso il basso troveremo, scorrendo verso il basso, troveremo una descrizione insomma emozionale, che è quella che poi trovate anche nel libro, quindi fino a qua nulla diciamo di in più. Una galleria fotografica dove ci saranno le foto del libro, ma anche quelle invece magari anche aggiunte in futuro. E dopo di questo c'è invece la parte un po' più interessante, che è una mappa. Una mappa che per questo nel libro non ci sono tutte le informazioni su gira a destra, gira a sinistra, eccetera, perché abbiamo questa mappa, è una mappa un po' come Google Maps, nel senso che posso zoomare, posso vedere bene il percorso, e sotto purtroppo non posso mostrarvelo, ma se scorro il mouse lungo l'altimetria, il cursore si muoverà a seconda di dov'è nel punto del percorso. Questa però non è solo una mappa 2D, ma invece anche una mappa 3D, quindi se io uso il tasto destro del mouse o utilizzo due dita perché ovviamente questo è tutto anche mobile, quindi mi preme anche dire anche questo, ovviamente, perché uno si deve portare dietro il cellulare e può vedere questa cosa. Quindi, come potete vedere, questa è la visuale 3D, ovviamente sono delle schermate, si può girare e si può vedere il percorso da diversi lati, insomma. Quindi questa è un po' la novità che abbiamo voluto portare per avere un po' la parte diciamo del libro fisica, ma poi anche una parte di innovazione che diciamo invoglia poi ancora di più anche i giovani magari a iniziare a vedere, a scoprire. Se andiamo avanti ovviamente... praticamente adesso vediamo appunto giù in fondo, e ecco qua la parte più importante, ossia lo scarico del GPS. Praticamente cosa si può fare? Una volta che siamo in cima al menu, in cima alla pagina,
in fondo al menu ci sarà questa icona scarica GPX. Scarica GPX significa che io mi posso scaricare la traccia GPS del percorso, posso importarla nella mia applicazione preferita e quindi vedere in sovraimpressione sulla mia applicazione questa traccia GPS e capire anche appunto dove andare, dove svoltare, eccetera, eccetera. Abbiamo aperto da pochissimo anche un e-commerce, quindi la gente potrà acquistare direttamente online il prodotto, quindi, e farselo spedire a casa. Avremo in previsione di, qua vediamo insomma una pagina, vedete che potete pagare con qualsiasi metodo, insomma di quelli più nuovi. E ovviamente abbiamo anche intenzione di poi avere la possibilità di prendere il singolo percorso, quindi acquistare il singolo percorso, in modo che se un turista decide voglio fare quel percorso e non mi interessa tutto il libro per ora, può scaricare, può comprare il singolo percorso e avrà accesso a quel percorso lì, insomma. Quindi questo è un po' quello che volevo Fabio, mostrare. ti interrompo perché sono rimasti proprio gli ultimi secondi. Perfetto. Mi credete che è finito il nostro tempo a disposizione, ma ci sarebbero un sacco di cose da raccontare. Io voglio solo risottolineare che tutto questo è frutto del volontariato. Ringraziamo ancora la consigliera Cestaro per questa infinita accoglienza, tutto lo staff, il personale tecnico e tutte le persone che sono qui a seguirci e quelle che ci stanno seguendo da casa. Grazie, grazie infinite per questa meravigliosa opportunità. Grazie.